amici bellini, vorrei aspettare un po' di più, vorrei aspettare ancora qualche ora, ma ho il che fare che pressa e quindi devo andare e dobbiamo farlo adesso. È uno sfizio per fare quella copertina che avete visto. E poi ci sono novità, ci sono delle maglie che sono uscite, si parla di altri giocatori, cominciamo. The Never Ending Story, ve la ricordate? Io ho dei ricordi bellissimi di quel film, mi metteva un'ansia, mi piaceva vederlo e rivederlo, una cosa spettacolare. VZ, benvenuto o benvenuta, grazie a tutti per il vostro supporto, il sostegno in queste ore caldissime di calciomercato, dove si inseguono le notizie, le smentite, gli aggiornamenti, i colloqui, i discorsi bancari. Possiamo lasciarlo un like beraugurante, un like, 75 milioni di like, cosa anche 70, ma forse anche 40. Facciamo 1000 like e non ne parliamo più, e parliamo di Osimhen, che ovviamente secondo me, come io ieri vi ho detto, resto fiducioso sul Galatasaray perché si deve trovare una soluzione. Io non posso credere che questo discorso delle garanzie bancarie, le fideiussioni, che poi le fideiussioni io sto studiando, hanno dei costi, quindi probabilmente lì c'è stato un momento di pausa e di cose, no, ci dovete dare le garanzie, ma le garanzie costano tipo 1% di quello che poi è la somma totale. Evidentemente bisognava trovare un accordo anche sotto questo punto di vista, anche se io resto convinto che più che le garanzie, che è una cosa abbastanza nuova su questi discorsi così, secondo me era un problema di tranche, troppe tranche, il Napoli non voleva fare troppe tranche. Comunque sia, resto della mia idea originale, e cioè te ne danno 35 adesso, 40 adesso, te ne danno anche 20 adesso, prendi, poi dopo si sviluppa, nel frattempo tu te ne sei uscito pulito, hai mantenuto il tuo principio, hai fatto il tuo prezzo, ufficialmente quello è il prezzo. Se poi dopo succedono scandali incredibili, si va tranquillamente in tribunale, si va, e il Napoli ne esce comunque pulitissimo, togliendosi un problema, un problematico da dosso, senza dover pensare a un rinnovo ulteriore che gli fa aumentare ancora l'ingaggio, senza dover pensare chissà chi se lo prende, eccetera eccetera. Abbiamo trovato una squadra che se lo prende, abbiamo trovato una squadra che a Osimhen piace. Il discorso di portarlo in braccio è un discorso a me antipatico in generale sui giocatori che ci lasciano, ma in questo caso credo che 63 milioni, quanti milioni di tifosi siamo? Facciamo veramente un'incarrettata. Perché? Perché lui ha dichiarato apertamente che non voleva più continuare con noi, di conseguenza lo abbiamo fatto con altri dove mi si stringeva il cuore. In questo caso vai alla grande, ci ricorderemo delle tue gesta sul campo, meno di quelle fuori dal campo, e andiamo avanti per la nostra strada, perché dobbiamo rimettere poi sul mercato qualsiasi sia la somma che ci entra subito, e non dobbiamo avere paura che vabbè, se però era meglio tutti subito. È chiaro che se è meglio tutti subito, però il Napoli liquidità per fare le altre operazioni ce l'ha. Non dimentichiamo che abbiamo conservato i soldi della cessione di Kvara che poi reinvestiamo, ci sono soldi che entreranno dalla nuova Champions, il piazzamento in campionato, tutta una serie di nuovi sponsor, nuove cose, quindi secondo me dobbiamo stare tranquilli, sia per il sogno Nunez, sia per Luke, perché poi ognuno degli esperti di mercato porta avanti una linea con più forza. Per esempio, io sono sincero, se voi andate a messa e il prete ha detto l'omelia e dopo l'omelia voi ancora non siete arrivati, non ha un senso andarci. Di Marzio sta spingendo tantissimo su Lucca, dice proprio siamo proprio là, si stanno sentendo per chiudere a più. Moretto, Romano, si parla più di Bouke, ma il quale sta firmando cose un po', non dico un rischio, però non è nemmeno forse correttissimo firmare le cose del Napoli quando non ci sono visite mediche, non è annunciato l'ufficialità. Di solito la sciarpa non la permettono di indossare finché non si fa tutto, ma lui con grande entusiasmo sta firmando bandiere del Napoli, sta firmando pantaloncini del Napoli, e quindi Eukema molto convinto e contento di venire. Altri parlano di altre situazioni.
noi ci siamo resi conto ieri di un'altra cosa e andiamo a capirla postandoci con un Ambrabam. Ieri è uscita sta roba qua ed era sul sito del Trentino, poi dopo è stata buttata giù, è stata cancellata, è stata smentita la cosa, eccetera, eccetera. Sapete perché? Perché qua c'era il programma, l'arrivo, il pranzo, allenamento, conferenza Antonio Conte, proiezione del film Miss Mimbo, vabbè, tutta una serie di cose che poi, se saranno confermate, era tutto confermato. Conferenza stampa Kevin De Bruyne, poi ci vediamo Jurassic Park, conferenza stampa Noah Loel Lang, e anche lui senza visite mediche, senza ufficialità, senza l'Irwigo è arrivato, ma non basta per programmare già una conferenza stampa. In effetti abbiamo visto la battuta che mi è venuta a me, abbiamo visto le cose della Lazio che insomma per presentare la maglia il giorno dopo poi l'hanno spoilerata sul loro sito, che è uscito il banner con le maglie e noi abbiamo involontariamente spoilerato già l'acquisto di Lang tramite il sito del Trentino che postava il programma, che poi hanno cancellato. Però sarà facile capire se questa roba è confermata. Vedete, Marianucci, conferenza stampa di Marianucci, proiezione del film Napoli-New York, dove io interverrò via, e poi conferenza stampa giocatore TBD, cioè to be discussed, cioè capire quale sarà, e possiamo immaginare che possa essere un Beukema oppure un altro, squadra dei J7 eccetera eccetera, e ce n'era un altro anche di conferenza stampa, stava qua dopo Napoli-Arezzo ne faremo una. Quindi sono potenziali acquisti. Ora è facile immaginare, noi pensiamo che quello sia un momento giusto per fare una conferenza. Può essere con chiunque degli acquisti che stiamo parlando, se arrivano in tempo saranno quelli che sappiamo, cioè c'è Lang, c'è Beuke, ma si parla insistentemente di Juanlu, potrebbero essere loro, altrimenti si leva e si fa un'altra cosa. It's not a big deal. Quello che invece è un big deal è che è stata presentata una linea di abbigliamento per donne, prima ancora di altro, cioè prima ancora della maglia ufficiale, prima ancora di roba nuova per uomo, ed è secondo me un tocco di classe. A me piace quando il Napoli si rivolge anche alle tifose, anche prima dei tifosi, e la particolarità è la presenza di SSCN come sponsor tecnico tra virgolette invece che EA7. Stiamo sentendo dei rumori anche a riguardo questa situazione della possibilità che ci sia, che non ci sia. Avevo letto invece di EA7 diventa solo Armani, sono varie possibilità. Io credo che si potrebbe anche spingere per questo tipo di abbigliamento sportivo anche semplicemente a quello che è il marchio di Valentina, cioè VDL, che è una cosa che lei faceva anche progettando borse e altri capi di abbigliamento. Comunque questa roba qua in stile mare chiaro, cioè il mare, mi sembrano proprio belle. Vedete qua VDL, il suo marchio a quanto pare. Non t'aggiustà, può piacere, brucia, non brilla. Questa cosa poi io non lo so se viene da qualche parte o se è uno slogan suo. Non t'aggiustà, a me verrebbe non t'accuncià, però vediamo se si può fare. Mica male, a me piace molto. Tutte le sfumature di azzurro col blu, col bianco, mi piace moltissimo. Questo è il crop. Ricorda un pochino quello che si è fatto con la maglia d'allenamento Coca-Cola, anche quella giacca lì, però questa mi piace un po' di più. Meno geometrica, un pochino più le onde del mare, insomma, non puoi mettere in un riquadro le onde del mare. Bello, mi piace assai. Qua dice che sono ritornati a 70 ma con le garanzie, un po' come dobbiamo fare quelle spese per le garanzie bancarie e le togliamo poi dal prezzo totale. Oltretutto abbiamo saputo, Pedulla ha detto in continuazione che la clausola è scaduta ieri, noi sapevamo fino al 15, quindi da adesso anche la questione di principio, cioè c'è la clausola mi devi dare tutti e 75 se lo vuoi adesso, può cadere, quindi il Napoli ne esce pulitissimo anche se accetta qualcosina di meno e siamo a posto. Il Brugge si fa non va su Gong, il giocatore aspetta il Torino e anche noi aspettiamo il Torino a quel punto. Vedete Di Marzio che spinge su Lucca, non salgono sull'aereo eccetera eccetera. E poi avevo letto anche un Zanoli, un interessamento per Zanoli da parte della Fiorentina, e io lì per esempio, anche se il ragazzo insomma non è più un ragazzino e non possiamo poi chiedere grandi prezzi, però io là non dico di chiedere quello che loro ci hanno chiesto per Comuzzo perché sarebbe stupido così, però diamo il valore di uno che è sembra quasi che sei poco. Allora
Vivaio Napoli il valore adatto, perché altrimenti tu ce l'hai quel posto, e secondo me, anche pensando, e questo è un argomento che vi porterò presto, anche pensando alle liste Champions League, dove lì i nuovi under 22 che ti vai a prendere devono aver giocato almeno un anno o due nella tua squadra, altrimenti non li puoi convocare. Quindi ci dobbiamo ragionare su questa cosa qua, e i giocatori dal vivaio hanno un valore alto, e succede anche in Inghilterra, i giocatori inglesi hanno un valore più alto quando si muovono dalle squadre, proprio per questo motivo di lista. E vi saluto sempre con il bellissimo schemetto di tutte le cose, dove potete vedere. Stiamo tranquilli, ce la faremo, si sbloccherà tutto e ci potremo concentrare poi sui nuovi acquisti con molta calma, e già con una squadra che dal ritiro si può cominciare a lavorare insieme, ci stiamo ragionando. Line up 2, se uno clicca su line up 2 ritorniamo alla situazione molto interessante, che è quella là della nostra lavagnetta, dove siamo affezionatissimi, e io parto da questa situazione qua, perché Beuke e Maracmani se lo dovranno giocare il posto, Marianucci parte dietro ovviamente, e vediamo se Lang parte qui, oppure se ci dobbiamo mettere subito Contini, ovvero De Bruyne, vicino a Lukaku, con questo 4-3-3 asimmetrico. Da New York, no, mi devo spostare di là. Da New York, Valerio Fluido è tutto, potete lasciare i like finali e ci aggiorniamo. Se ci sono novità potrebbero essere o nei commenti di questo video, o faccio uno short, o faccio un aggiornamento sul canale Telegram o sugli altri mini social. Dovete starmi appresso, perché io adesso vado a suonare e chissà quando torno, quindi statevi occhio agli accordi e statemi dietro.